E ancora una volta molto duro il commento del presidente della regione Massimiliano Fedriga quando lo si incalza sulle polemiche attorno alla partita di calcio fra Italia e Israele, valida per la qualificazione ai mondiali, in programma il prossimo 14 ottobre. Il suo affondo punta dritto verso quella parte politica che a sua detta alimenta la narrazione di Hamas per pura propaganda. Sono convinto inconsapevolmente che ci sia una parte politica che sta però alimentando la propaganda di Hamas. Continuare a contestare Israele, continuare a raccontare la novella di Hamas non fa che favorire l'organizzazione terroristica. Continuare a creare polemiche su Italia-Israele non fa che favorire quel racconto falso di Hamas che parla di genocidio. C'è una situazione drammatica nella striscia di Gaza, ma non c'è genocidio. Bisogna raccontare che Hamas affama la sua popolazione. Per anni lo ha fatto per tenerla sotto ricatto, perché sì, che c'è un dramma, ma creato principalmente da Hamas. Bisogna raccontare che Hamas utilizza i civili e i bambini come scudi umani. Bisogna raccontare che Hamas mette le proprie basi militari dentro scuole e ospedali in modo vergognoso per utilizzare sempre quella sua popolazione inerme come scudo umane. Questa è la verità. Dopodiché mi dispiace, mi sorprende, sono rammaricato che qualcuno si metta a disposizione anche in Italia per fare per un interesse partitico, politico ed altro a disposizione della propaganda di un'associazione di terroristi che ha prima di tutto responsabilità verso la propria popolazione, che ha utilizzato, ha ammazzato e continua a farlo. Una posizione sul tema arriva anche da Zero Calcare che con una propria locandina scrive "Show Israel the Red Card", mostrate a Israele il cartellino rosso, chiamando a raccolta il 14 ottobre alle 17:30 in Piazza della Repubblica a Udine, un movimento di protesta. Capitolo dei minori stranieri non accompagnati. Dopo la lettera inviata dal sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna ai ministri Piantedosi e Giorgetti e per conoscenza anche a Fedriga per affrontare normativamente la situazione, il governatore del Friuli Venezia Giulia si aspetta soluzioni a livello nazionale pur conscio che un cambio di passo non potrà arrivare nell'immediato. Non possiamo immaginare che sia il passo risolutivo. Come dicevo, è un percorso lungo, noi abbiamo, per quanto riguarda le nostre competenze, stiamo facendo il possibile. Questo regolamento che giustamente citava serve finalmente a dare un minimo di organizzazione a una giungla che si era creata perché chiunque poteva aprire in qualsiasi parte un centro per minori non accompagnati. Oggi c'è il problema delle risorse, stiamo interloquendo col governo perché è un problema a livello nazionale, non regionale, e ci auguriamo ovviamente che si trovino le coperture per rispondere non a una promessa futura, ma a una promessa passata fatta a livello nazionale ai comuni che oggi si trovano in situazioni di estrema difficoltà dal punto di vista economico per quanto riguarda questo settore.